Sai che gli Stati membri dell'Unione hanno l'obbligo di riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in un altro Stato? Con un'importante decisione, il 25 novembre 2025, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che le norme UE impongono agli Stati membri di riconoscere il matrimonio validamente contratto tra cittadini dello stesso sesso in un altro Stato membro. Alla fine del video spiegheremo alcuni limiti di questa decisione e cosa accadrebbe in Italia. Il caso riguardava una coppia formata da un signore con la doppia cittadinanza, polacca e tedesca, e un cittadino polacco, sposati a Berlino. Poiché la coppia intendeva trasferirsi in Polonia, i coniugi chiedevano la trascrizione del loro matrimonio, ma tale trascrizione veniva rigettata perché ritenuta contraria ai principi fondamentali della Repubblica di Polonia. La coppia contestava il rifiuto delle autorità polacche, tra l'altro sulla base dei diritti fondamentali garantiti in Europa, e così la Corte amministrativa suprema polacca si rivolgeva alla Corte di Giustizia per comprendere se la normativa nazionale polacca, che non consentiva di riconoscere tale matrimonio, fosse compatibile con il diritto dell'Unione. In risposta alla Corte Suprema Amministrativa polacca, la Corte di Giustizia afferma che i principi stabiliti dal Trattato sul funzionamento e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea non consentono alla normativa di uno Stato membro di impedire il riconoscimento del matrimonio tra cittadini dello stesso sesso legalmente contratto in un altro Stato. Ma attenzione, la decisione della Corte di Giustizia presuppone che il cittadino di uno Stato membro richieda in questo stesso Stato la trascrizione del matrimonio con una persona dello stesso sesso contratto in un altro Stato membro. In questo secondo Stato membro sia possibile dimostrare che la coppia aveva consolidato la propria vita familiare. Inoltre, la trascrizione del matrimonio è solo una delle modalità idonee a consentire il riconoscimento e a rispettare il diritto dell'Unione, per cui, ad esempio, in Italia non avverrebbe la trascrizione del matrimonio, ma la registrazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Se ti interessano ulteriori contenuti su questi temi, scrivici nei commenti.